parole, basta abusivismo. Il coro è unanime, lo dicono forte e chiaro alla terza convention delle categorie di Confartigianato, con gli associati che hanno indossato magliette nere nella difesa del Made in Italy, anzi il Made in Veneto. Contro la contraffazione e l'abusivismo scendono in campo tutte le categorie dell'artigianato, dagli alimentari all'edilizia al tessile. Una protesta che vuole arrivare a tutti perché merci false e commercianti abusivi producono un danno al PIL veneto. Il 30% del nostro mondo lavora nel comparto casa ed è importantissimo che ce lo ricordiamo, quindi la valorizzazione anche delle leggi regionali su questo settore sono fondamentali. Il secondo è l'abusivismo che c'è in Italia, ma non solo, anche l'illusione sul fatto del Made in Italy, perché c'è più di qualcuno che è convinto di vendere Made in Italy, nella realtà invece fa produrre in Cina, in India, in Pakistan, in Indonesia, non parliamo del Bangladesh perché abbiamo già visto cosa succede, e poi vendono ai prezzi che vogliono loro del Made in Italy. Questa non è concorrenza sleale, questa è delinquenza, perché almeno avere il coraggio di metterci la faccia e dire io produco in Bangladesh, quindi non è Made in Italy. La terza invece è il turismo. Oltre al comparto casa, il turismo, e il Veneto è la prima regione in Italia per turismo, ha la possibilità di poter sviluppare ulteriormente il lavoro delle nostre imprese. Cogliamola sta occasione, è unica. Dati alla mano per Confartigianato, il mercato del falso vale in Italia 6,9 miliardi di euro di fatturato all'anno, 110.000 unità di lavoro sottratte all'economia regolare, di cui il 10% in Veneto. La stima dell'impatto sull'economia italiana evidenzia 5,5 miliardi circa di valore aggiunto perduto, corrispondenti al 35% del PIL italiano. I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento e degli accessori, quasi 2,5 miliardi di euro, il comparto CD, DVD e software più di 1,8 miliardi di euro e quello dei prodotti alimentari quasi 1,1 miliardi di euro. Un mercato che crea fortissimi disagi all'economia di chi produce e di chi ha bisogno di lavoro, le proposte e le richieste alla regione, ma soprattutto più controlli. Noi dobbiamo riuscire a comunicare al consumatore quanto sia importante comprare un prodotto Made in Italy, quanto sia uno, sicuro per la salute, prima di tutto. Due, che vuol dire che si continua a dare un'attenzione alle eccellenze, che sono le stesse eccellenze che oggi costituiscono la spina dorsale della nostra economia, e soprattutto che si dà una garanzia di posto di lavoro. Infine, un portale dedicato al turismo nel Veneto, la prima risorsa da tutelare. Io, occupandomi di turismo, controllo sempre che la qualità sia il punto principale della nostra offerta, e quando ci muoviamo nel mondo raccontiamo di quanto è importante garantire la qualità, e quando i turisti vengono a fare le loro vacanze in Veneto trovano la possibilità di acquistare capi di abbigliamento, prodotti di artigianato che sono certificati e quindi sanno che sono prodotti che hanno alle spalle una storia e una cultura molto importante.